Il giorno dopo un acre odore di bruciato riempie ancora i polmoni. L'edificio che ospita l'Hotel Roma, a 2 passi dalle mura storiche di Castelfranco, è completamente transennato. E le ferite causate dal gigantesco rogo che ha devastato 14 stanze e reso inagibili quasi tutte le altre sono evidenti, specie sul tetto, caduto a pezzi. L'incendio si sarebbe sviluppato dall'appartamento al 4º piano che ospita il titolare, ma le cause precise non sono ancora state accertate. Ieri l'impegno dei 30 vigili del fuoco è stato quello di spegnere le fiamme, oggi nuovi sopralluoghi per risalire la causa esatta, che potrebbe essere un cortocircuito. Distribuiti negli altri alberghi cittadini, 61 ospiti, una decina dei quali ospitati all'Hotel Torre, dove il titolare ha accolto giapponesi, inglesi e una ragazza canadese giunta a Castelfranco solo poche ore prima dell'incendio. Circa una decina di persone sono venute qua la mattina presto alle 6 più o meno, e poi stamattina sono andati via. Che impressione fa, insomma, vedere quello che è successo? Mi dispiace tanto per i proprietari perché li conosciamo e speriamo che vada tutto quanto bene, che riescano a rimettere a posto tutto quanto. Il titolare Rino Antonello si trova ancora ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni sembrano in netto miglioramento. I danni, ancora da definire nei dettagli, ammonterebbero a circa 2 milioni di euro. Oltre all'hotel, ristrutturato una quarantina d'anni fa, sono rimasti danneggiati anche 4 negozi che si trovano sotto il portico dell'edificio, lesionati gli impianti elettrici e quelli di condizionamento, in parte anche la merce. Al momento sono tutti chiusi, anche se vigilati da un servizio di sicurezza per poter lasciare porte e finestre aperti per far circolare l'aria. Molti cittadini incuriositi e scossi dall'accaduto. È impensabile il giorno d'oggi. Che dice? Tutti questi sistemi di sicurezza che hanno, dovrebbe, non so, comunque il rischio c'è sempre a quanto pare. Resta un po' impressionato, è un po' sconvolto. Sì. Faceva paura ieri lo spettacolo. Paura, c'era fuoco ancora alle 11, ieri aveva cominciato alle 2:30. Per i negozi si parla di una chiusura di almeno una decina di giorni, il tempo per ripristinare gli impianti e ottenere l'agibilità dalle autorità, in particolare dai vigili del fuoco. Comune e associazioni albergatori sono in prima fila per aiutare l'Hotel Roma, un vero simbolo della città, a riaprire al più presto. Non si abitua a queste cose, è un po' una brutta sorpresa, diciamo, perché anche l'albergo Roma è una tradizione a Castelfranco di 100 anni.